Il cielo sopra Treviso rimane carico di smog e neanche la pioggia, annunciata e attesa come unico vero rimedio per abbattere le polveri sottili, è riuscita nell'impresa. La perturbazione calata sul Veneto ha infatti toccato marginalmente la Marca, con tante nuvole ma precipitazioni di modesta entità, insufficienti a lavare l'aria portando al suolo le polveri inquinanti. Uno sguardo alla curva dei dati mostra solo un leggero calo di livelli diurni di PM10, non nella misura che sarebbe stato lecito aspettarsi. Così bisogna attendere i rilievi di domenica, giornata in cui non è prevista pioggia, e soprattutto il bollettino ARPAV di lunedì. Per dichiarare chiusa l'emergenza PM10 e ritirare l'allerta sono necessari infatti almeno 2 giorni consecutivi al di sotto dei 50 microgrammi, o anche solo uno ma con condizioni meteo favorevoli, scenari che a questo punto rischiano di sfumare entrambi. L'allerta rimane dunque tangibile. A parlare di camera a gas è il vicepresidente della Commissione regionale ambiente Andrea Zanoni, che ha scritto una lettera alla Commissione europea per denunciare la regione del Veneto. Secondo il consigliere, infatti, la regione violerebbe la direttiva sulla qualità dell'aria, con un piano antismog insufficiente che lascia da sole le singole amministrazioni. Intanto a Treviso sit-in dei Verdi, con volantinaggio e sensibilizzazione su clima e inquinamento. Per proteggersi addirittura elmetto e maschera antigas da guerra. Può essere un modo per attirare l'attenzione su un argomento che ormai viene percepito anche dal cittadino comune. La qualità dell'aria è un bene che va tutelato per tutti, per le generazioni attuali ma per quelle future. I bambini sono quelli che viaggiano all'altezza della maggiore percezione e assorbimento del PM10. Servono politiche strutturali e maggior responsabilità da parte di tutti. Poi serve anche, e quello richiede soldi, un piano nazionale di investimento per l'efficienza energetica degli edifici e l'attenzione in questi giorni, con chi ha l'impianto a metano, non usi anche la stufa a legna. Un appello va al sindaco Mario Conte. Imporsi anche nell'ANCI perché ci sia la possibilità per i cittadini di poter utilizzare un mezzo pubblico al posto dell'auto.